Ce lo prepariamo un bel rotolo, un dolce bello veloce, veloce, fresco, fresco. Questo è un rotolo con biscotto e crema Lotus. A casa hanno già assaggiato. È vero, Carmen? Sì, buonissimo. Io no, io lo assaggio con voi. Lo prepariamo insieme. Andiamo? Andiamo. Per questo dolce ci occorrono biscotti Lotus. Io ce l'avevo sia una confezione aperta così e questi qua da borsetta io li chiamo e li dobbiamo consumare, non mi servono. Io li frullo, aggiungo un cucchiaio sempre di crema spalmabile Lotus, aggiungo mascarpone, così, e ci diamo una bella mescolata. Per la crema ho messo mascarpone e zucchero a velo, ho fatto lavorare, ho aggiunto la panna e faccio montare. L'impasto lo mettiamo su una carta da forno, ci mettiamo un'altra carta da forno sopra e prendo il mattarello. Ecco qua, ci diamo una forma a piacere, non è obbligatorio. La crema è pronta. Posso chiederti se sei felice? Sì, sono felice. Mi ha chiesto lei, ha detto se io sei felice, sì, sono felice. Quando faccio i dolci poi sono ancora più felice. Perché i dolci sono salutari, fanno bene all'umore, ti rallegrano la giornata. Non sempre però, non tutti i giorni. Ecco qua. Ecco qua. Piano piano ce la rotoliamo. Eccolo qua, io lo metto un po' in frigo almeno un paio d'ore. Un po' di crema di quella che mi sono preparata l'ho rimasta se dopo la voglio decorare, ma poi io la metto in frigo, ma poi no, non vi muovete che torno subito. Eccolo pronto, ci ho messo un po' di zucchero a velo, ho tagliato le estremità che ha assaggiato Carmela, com'è? Buonissimo. Buonissimo. All'interno è così. La panna che volevo mettere per decorazione che è scomparsa è stata assaggiata prima. Provate.